buonasera, bentornati alla nostra edizione straordinaria. Siamo in diretta in collegamento con Vo per raccontarvi della visita in provincia di Padova del Presidente della Repubblica Mattarella, che apre l'anno scolastico proprio da Vo, paese simbolo dell'emergenza coronavirus in Veneto ma anche in Italia. Sappiamo che gli abitanti di Vo sono stati sottoposti a più tamponi, compresi i bambini delle scuole, durante il lockdown, il primo vero lockdown, ovvero il blocco del paese, della chiusura totale. È stato sigillato il centro abitato, nessuno usciva, nessuno entrava, a parte le autorità sanitarie, i militari, i carabinieri per i controlli, e noi abbiamo seguito tutto questo durante le nostre dirette in edizione straordinaria nel periodo peggiore di questa emergenza coronavirus, e oggi siamo tornati per vedere il Presidente della Repubblica, che fra poco parlerà dal plesso scolastico di Vo e anche dalla piazza del paese. Prima incontrerà i ragazzini, i bambini, gli studenti, gli scolari, poi incontrerà i cittadini in piazza, quindi momenti molto importanti anche dal punto di vista emotivo. Però prima di andare ancora a vedere cosa succede a Vo, diamo un'occhiata in modo rapido a quella che è la tabella del coronavirus, perché di questo stiamo parlando in queste ore. Vediamo 45 casi positivi in più rispetto all'ultima rilevazione. Sta un po' calando quella che sembrava essere una riapertura forte dell'emergenza. Si avevano 100-200 casi al giorno, adesso abbiamo 45 casi. Ci sono meno di 3.000 persone attualmente positive in Veneto, ovvero 2.988. Il numero dei casi dall'inizio dell'emergenza, 21 febbraio, lo ricordiamo proprio a Vo, è di 24.909. Andiamo a vedere il resto delle tabelle al volo proprio velocemente, poi le vediamo durante i telegiornali. 156 ricoverati, sono 9 in più rispetto all'ultima rilevazione, ma sono ricoverati in area non critica, e 21 in terapia intensiva, di cui 15 positivi. Questi sono i dati. C'è stato anche un decesso. Questa è la tabella, poi la vediamo bene, torniamo in studio, la vediamo bene durante i nostri telegiornali. Allora, fra pochissimi minuti parlerà il ministro all'istruzione, Azzolina. Saremo nel plesso scolastico per sentire che cosa dirà, ma prima sentiamo un po' di voci che hanno raccolto Valentina Visentini, Cristian Arboit da Vo durante questa diretta. Abbiamo parlato anche con chi lavora alle poste, sentite cosa ci ha raccontato. La sera del 21 è quando è successo tutto, c'è stato purtroppo il primo deceduto, e quindi io il sabato successivo non ho potuto recarmi al lavoro. Poi è arrivata la proposta da parte di Poste appunto di aprire l'ufficio postale, è stata chiesta la nostra disponibilità chiaramente volontaria, e non ci ho pensato un attimo, perché sia per un senso di dovere nei confronti dell'azienda per cui lavoro, sia anche per un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, anche perché c'era l'erogazione delle pensioni, ed era una cosa molto importante questa, proprio perché la parte della popolazione è anziana e quindi si voleva offrire un servizio considerato essenziale. In effetti diciamo che non posso non dire che ci sono state molte emozioni di paura, di preoccupazione, ma anche la voglia da parte delle persone di confrontarsi con noi. Infatti, al di là del servizio proprio dell'erogazione della pensione o del pagamento del bollettino e di tutto quello che Poste fa, c'è stato anche lo scambio proprio di parole, insomma, di sorrisi, anche un po' di lacrime, di preoccupazione con le persone. Cosa succederà, quale sarà il nostro futuro? Erano giorni di grande incertezza, penso che anche lei di grande incertezza, di grande preoccupazione, di grande confusione. Diciamo che la nostra vita è stata rivoluzionata da un momento all'altro, e lo sappiamo bene, insomma, che prima ha toccato un paese piccolo di appena 3.000 abitanti come Vo, poi chiaramente la cosa si è estesa a livello nazionale, a livello mondiale, però era qualcosa che veramente ci ha colto di sorpresa. E un altro punto di vista è quello dei protagonisti di questa giornata, in cui sono riaperte le scuole, in cui i ragazzi sono tornati in classe. Siamo andati a sentire proprio a Vo come hanno vissuto questo periodo. Quando è che sei rientrato a scuola per la prima volta e cosa avete fatto in questi primi giorni di scuola? Allora, sono entrato giovedì a scuola per la prima volta, ci hanno spiegato le regole, le norme,
Non sono tanto difficili da imparare, ma con il tempo riusciamo a portarle avanti. Alice, ciao. Com'è stato ritornare in classe? Bello, ho visto i miei amici, le mie maestre, sono stata felice. Che classe fai? Terza. A me piace molto andare a vedere Mattarella. Ecco, ma cosa avete provato il primo giorno di scuola? A ritrovarvi tutti quanti insieme? Com'è stato? Tutti quanti e quello per fare tutti. Che giornata è questa per voi? Siamo felici di vedere il presidente che viene a scuola nostra, anche perché è un orgoglio per la nostra scuola ospitare il presidente. Cioè, siamo felici di avere il presidente a scuola, cioè non è una roba di tutti i giorni. Che periodo avete vissuto qui a Vo? Un periodo un po' difficile perché comunque con tutta la quarantena e stare chiusi in casa è molto difficile, non è facile riuscirci. Poi noi che siamo anche, cioè che avevamo 10 anni, ancora abbastanza bambini, non tanto grandi, era un po' difficile per imparare a stare dentro casa e non andare fuori. Avete avuto paura? Beh, io non capivo tanto quello che stava succedendo all'inizio, per cui non tanta, ma dopo perché prima era più piccolo il coronavirus e dopo si è disparso per tutta Italia e allora lì ho un po' più avuto paura. Cosa vi siete detti il primo giorno di scuola quando vi siete incontrati la scorsa settimana? Beh, eravamo molto felici e c'erano alcuni che volevano già subito abbracciarsi, però le norme Covid non lo prevedevano. Eravamo molto felici però. Siete tornati con la giusta carica a scuola? Sì. Il primo giorno volevamo tutti un po' abbracciarci, però Non è possibile, diciamo, ma già vedersi, che effetto fa trovarsi in classe e guardarsi attraverso queste mascherine? Fa abbastanza strano perché non ci eravamo già abituati, perché un conto è vedere persone per strada che non conosci così, ma vedere i tuoi amici che non puoi né salutare né dare un 5 o niente di tutto questo è abbastanza strano. Quanto siete felici oggi? Tanto! Cosa vi siete detti quando vi siete visti per la prima volta? Evviva! Eravamo felici. È stata una liberazione. Sì. È stata una liberazione, probabilmente passerà alla storia come una sorta di liberazione questo ritorno dei ragazzi in classe dopo molti mesi, dopo tutte le difficoltà trascorse durante l'emergenza coronavirus, le fasi più difficili del lockdown che ha coinvolto in particolar modo Vo, perché sulla pelle delle persone che vivono nel piccolo comune ai piedi dei Colli Ugani in provincia di Padova è passato quello che poi è passato per tutti quanti, ovvero il divieto di uscire, naturalmente chi poteva muoversi poi nella fase del lockdown dalla propria abitazione per andare a lavorare si è mosso a Vo. C'è stata una fase veramente molto importante di restrizioni che è servita però a fornire importantissime informazioni alla scienza e a chi sta studiando ancora adesso il coronavirus. I vari tamponi che sono stati fatti sulla popolazione di Vo hanno permesso di imparare moltissimo su questa malattia e anche su questa epidemia e di tutto questo va reso merito alle persone che abitano a Vo, che si sono sottoposte con grande senso civico a tutto quello che gli veniva chiesto, quindi tamponi nuovi, tamponi, altri approfondimenti. Poi quando è stato riaperto il centro si temeva che si spargesse l'epidemia, si spargesse il contagio che intanto era andato avanti nel resto del Veneto, invece non è stato così, forse perché le persone che abitano a Vo hanno imparato per prime quello che bisogna fare, che bisognava fare e che bisognerà ancora fare per qualche tempo ancora per evitare la diffusione del contagio. Allora, noi sappiamo che fra pochissimi minuti parlerà il ministro Lucia Azzolina dal palco allestito nel plesso scolastico Guido Negri di Vo. Dovremmo riuscire a entrare in collegamento quando inizierà il discorso del ministro, sul quale c'è grande attesa perché la scuola che è riaperta oggi è sotto
sotto gli occhi di tutti. C'è molto timore, pare addirittura, cercheremo di avere delle conferme, che siano tantissime le famiglie che hanno deciso di portare i figli a fare un tampone dopo il primo giorno di scuola, per una forma di paura, secondo altri per una forma addirittura di psicosi, sulla quale naturalmente non possiamo esporci perché non abbiamo tutte le informazioni in questo momento per poter capire cosa sta succedendo effettivamente. Quindi quello che dirà il Ministro influirà in modo molto forte sulle prossime ore, su quello che succederà nei prossimi giorni di scuola. Poi parlerà il Presidente della Repubblica alla fine di questa grande importante cerimonia che si sta svolgendo a Vo. Ricordiamo, siamo in collegamento con il paese di Vo, in provincia di Padova, paese simbolo dell'emergenza coronavirus. Siamo in edizione straordinaria per informarvi di quello che sta succedendo della visita di Mattarella. Attendiamo solo l'inizio del discorso del Ministro Azzolina proprio sul sistema scuola, perché quello che succede oggi a Vo è un po' il paradigma nazionale, quindi quello che capita oggi a Vo lo vedremo, lo rivedremo a livello proprio italiano. Noi abbiamo un monitor di servizio che ci permette di vedere quello che sta succedendo a Vo e non ci sembra che il Ministro sia ancora salito sul palco. Sono comunque terminati tutte le celebrazioni, tutti gli spettacoli, la musica, si è cantato molto, ci sono stati anche artisti nazionali, si sono esibiti a Vo durante questa cerimonia, che lo ricordiamo è l'apertura ufficiale dell'anno scolastico italiano. Non sappiamo, noi in questo momento non riusciamo a vedere se il Ministro sia salito sul palco, lo chiediamo alla nostra redazione se abbiamo qualche informazione in più per poter seguire da vicino proprio tutto il discorso, tutto l'approfondimento che arriverà dal Ministro. Vediamo che Valentina Visentina è collegata, è sul palco, ma in questo momento non possiamo intervenire, non possiamo parlare, no, quindi deve ancora cominciare. Allora, il cerimoniale prevede che prima parli il Ministro Azzolina, quindi fra pochi istanti avremo la possibilità di mandare in onda integralmente il discorso ministeriale dal palco di Vo, poi arriverà a chiusura dell'intera giornata dedicata alla scuola l'intervento di Mattarella, molto molto atteso anche l'intervento di Mattarella. Poi dopo quella che è la fase scolastica, possiamo dire, le autorità passeranno in centro, passeranno in piazza, dove saluteranno i cittadini di Vo per un incontro che non è a porte chiuse perché naturalmente è in piazza, però abbiamo visto che le sedie, i posti predisposti per che i cittadini possano seguire questo evento, questo discorso di Mattarella, sono davvero contingentate, sono poche, c'è un grande spazio fra l'una e l'altra. Chiedo se dall'audio riusciamo a capire se è iniziato il discorso del Ministro. Ringraziamo ancora Fiorello Amadeus nell'attesa di ritrovare le punte a Sanremo. Ritroviamo, che non si può dire, di ritrovare a Sanremo? No, siamo ancora alla fase finale degli spettacoli, perché ricordiamo che è comunque un evento nazionale, ci sono artisti di caratura nazionale. Allora facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo oggi. Noi siamo andati a Vo con i nostri giornalisti, con la diretta, e abbiamo intervistato tantissime persone, molte le avete sentite, ma vediamo, il Ministro si sta avvicinando al leggio, quindi lasciamo voce al Ministro. In questo giorno così importante e unico per il nostro Paese, un giorno che ricorderemo in futuro come quello in cui la scuola, che non si è mai fermata, ha trovato nuovo slancio e nuova fiducia. Io vorrei come prima cosa dirvi una parola: grazie. Grazie al personale del Ministero dell'Istruzione, degli uffici scolastici regionali e territoriali, ai dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, ai docenti, al personale ATA, agli educatori per l'immenso lavoro di queste settimane. Grazie alle famiglie, luce e guida per le bambine e i bambini. Grazie agli studenti e alle studentesse, siete voi il motore di questa ripartenza. Grazie di cuore va anche al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, sensibilità e attenzione al mondo della scuola. Grazie Presidente. Nell'ultimo periodo è stata inferta al nostro, come a molti altri paesi, una profonda ferita. Durante questa pandemia ci siamo sentiti disorientati, smarriti, e quando la scuola ha dovuto interrompere le attività didattiche in presenza è stato un dolore per tutti. È stato come dover abbandonare le nostre certezze, come doverci allontanare dalla nostra casa. Ci siamo dovuti preparare per un viaggio che mai avremmo pensato di affrontare, un percorso complicato e pieno di sfide. Questa difficoltà ha mostrato a tutti con un'evidenza forse inedita quanti elementi siano necessari, essenziali per il buon funzionamento del mondo della scuola a tutti i livelli. Le avversità e gli ostacoli di questo viaggio mi hanno fatto pensare a Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare nell'amata Itaca. In molti avevano tentato di convincere Ulisse a desistere dal tornare a casa, altri avevano diffuso notizie false sulla sua morte. Itaca era stata presa d'assalto da persone che non volevano quella terra per amore, ma solo per tornaconto personale. In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie per tornare alla sua normalità. E la scuola, come Itaca, è divenuta terreno di contesa. Ma Ulisse alla fine ce l'ha fatta, è riuscito nell'impresa di tornare a casa. Baciò la sua vetrosa Itaca, Ulisse, scriveva Foscolo, e così come Ulisse, la comunità docente e discente oggi torna alla sua isola, alla sua scuola. Quella scuola che abbiamo fatto ripartire con un lavoro incessante, necessariamente complesso data la portata degli eventi da fronteggiare, ma mosso dall'amore per le nostre studentesse e per i nostri studenti. E non parlo certo solo del lavoro della macchina ministeriale, ma di quello delle migliaia di persone che si sono impegnate in tutta Italia, dal nord al sud, per questo obiettivo che era importante raggiungere come paese. Non è stato semplice per nessuno, non solo lo posso immaginare, ma lo so perché io ero lì sulla nave insieme a tutta la comunità scolastica. Non l'ho mai abbandonata, come non l'hanno mai abbandonata tutti coloro, e sono tanti, che amano davvero la scuola nel profondo. Farla ripartire era un imperativo morale. Pur immaginando le difficoltà che dovremo affrontare, sappiamo che la scuola è luogo di apprendimento, socialità e anche di legalità. Lì nascono amicizie, relazioni importanti, esperienze e rapporti che segnano la vita dei ragazzi. È a scuola che si imparano le regole e quanto sia importante rispettarle per poter vivere in una comunità sana, solidale, capace di perseguire obiettivi comuni e di non cedere agli individualismi. Oggi siamo chiamati a riappropriarci di tutto questo, coniugandolo con la sicurezza, con la necessità di acquisire nuove abitudini e rispettare nuove regole, per fare in modo che la scuola sia il luogo per eccellenza, non solo per imparare a diventare buoni cittadini, ma anche per dimostrare di esserlo. Non abbiamo mai perso la speranza e l'abbiamo trasformata in azione. E così, nonostante il vento contro, i nostri remi sono stati fatti, le nostre menti e le nostre braccia sono state tutto il personale scolastico, la nostra forza sono state le azioni concrete, quello che abbiamo costruito giorno dopo giorno e che ci hanno permesso di raggiungere prima il traguardo degli esami di Stato e poi la riapertura delle scuole oggi. Quello che celebriamo oggi è in qualche modo un primo giorno di scuola per tutti. Ci saranno delle difficoltà, non potrebbe essere altrimenti. Non possiamo dimenticare quanto passato in questi mesi o fingere di non ricordare che la pandemia si è presentata alle nostre porte senza preavviso, travolgendo ogni cosa e che è ancora in mezzo a noi. Dovremmo utilizzare questo momento per ritrovare uno spirito di condivisione, di massima collaborazione. Ci saranno casi da gestire, possibili contagi, anzi ci sono già stati, ma non dobbiamo avere paura, li affronteremo insieme. L'esperienza di questi ultimi mesi ha reso evidente a tutti
tutti che la nostra scuola merita di più di quanto ha avuto in questi anni. La bussola di tutti noi non può che essere l'articolo 34 della Costituzione, che ci ricorda che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Un assunto che, unitamente al principio di uguaglianza e ai doveri di solidarietà sociale, ispira tutta la nostra azione. Vogliamo che nessuno si senta solo e a tal proposito penso alle scuole del territorio in cui ci troviamo oggi e agli sforzi titanici fatti per non abbandonare le ragazze e i ragazzi durante il periodo più duro della pandemia. E penso anche a tutte le altre cosiddette ex zone rosse che hanno dovuto affrontare per prime la sospensione delle attività didattiche. Tante scuole in quei mesi si sono gemellate, il sud con il nord e viceversa. Tanti istituti hanno prestato soccorso ad altri, erano più indietro. Durante la didattica a distanza la scuola ha fatto squadra, forse più che in passato. Archiviare e semplicemente dimenticare tutto sarebbe un grave errore. Questo è un momento storico. Non si tratta solo di ricostruire, di ripartire, ma soprattutto di trasformare le difficoltà in occasioni di rinnovamento. Rinnovamento che il popolo italiano ha già dimostrato di saper tirare fuori dopo le fasi più buie della propria storia. Ci riusciremo, però solo domandandoci di cosa hanno bisogno per potersi orientare e per guardare con sicurezza e fiducia al loro futuro i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Rimettere davvero la scuola al centro non è un'utopia. Come diceva Adriano Olivetti, grande imprenditore, pioniere di un'Italia che si è ricostruita sulle proprie macerie, più forte, più grande che mai, spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. È arrivato il momento di riportare la scuola al centro del sistema paese, di rilanciarla come istituzione di primaria importanza, dove davvero si gettano le basi dell'Italia di domani. Ogni minuto perso ritarda i progressi di una nazione intera. Per questo dico, adesso alziamo tutti bene la testa e guardiamo avanti. Itaca è proprio là, la nostra casa, il nostro futuro. Andiamo a riprenderceli. Facciamo tutti insieme il tifo per questa ripresa. Rientriamo a scuola. Grazie. Avete sentito, questo era l'intervento del ministro Azzolina sul tema della scuola, una metafora, un parallelo con Ulisse, con la storia di Itaca, del suo ritorno nell'isola tanto agognata. Ulisse quella volta ci ha messo qualche anno, speriamo che non servano tutti quegli anni per ritornare a una nuova normalità, per ritornare alla vita, probabilmente a non quella che avevamo prima, ma a una nuova, un nuovo equilibrio, davvero che non sia un'odissea. Detto questo, noi facciamo una pausa pubblicitaria, poi torniamo con la messa in diretta dal Santo e ci rivediamo con la informazione con i TG di Rete Veneta. State con noi.